I fedeli torneranno a pregare anche riuniti in processione. Il primo appuntamento comune a tutte le chiese è quello legato alla celebrazione della Domenica delle Palme il 10 aprile. Poi a seguire ci sono anche tutti i riti pasquali. Tutto parte da due fattori. Da un lato lo stop allo stato di crisi legato alla pandemia. Il 31 marzo il governo Draghi dovrebbe mettere la parola fine a tutta una serie di restrizioni. Poi una nuova esigenza spirituale legata all'invasione russa in Ucraina, che spinge la Chiesa a voler pregare riunita e compatta in una delle più solenni manifestazioni della fede, la processione. Dopo lo stop causato dal Covid, i vescovi, riunitisi per la sessione primaverile della Conferenza Episcopale Siciliana, hanno deciso di ripartire con le processioni. I porporati hanno comunque chiesto di continuare a mantenere un divieto, no ai fuochi pirotecnici, perché, sottolineano, non si possono sparare i fuochi d'artificio mentre uomini e donne, anziani e bambini sono uccisi dalle bombe. In segno di concreta solidarietà, l'equivalente economico, propongono ancora i vescovi, potrebbe essere donato alle diocesi e riconvertito in aiuti umanitari ai profughi. Ed in attesa che arrivi il 31 marzo e lo stop ufficiale allo stato di emergenza, domani sera alle ore 19 la diocesi agrigentina, con in testa l'arcivescovo Alessandro Damiano, ha organizzato una via crucis per l'Ucraina nella Basilica Cattedrale di Agrigento.